probabilmente che fra 9 giorni noi avremo la prima pizza, come si dice, di vaccini, perché sono dei contenitori rotondi con le boccette, con i flacconcini, e quindi si immagina che arriveranno almeno 1 migliaio di vaccini per il click day, definiamolo così, del vaccino, e dopodiché i primi di gennaio, a questo punto i tempi dovrebbero essere quelli, dovrebbero arrivare i primi 190.000. Uso sempre dei condizionali perché non dipende da noi. Sui vaccini vi confermo che noi siamo allineati e coperti, pronti per la vaccinazione con la nostra modalità. Ovvio che stiamo discutendo perché a livello nazionale ci sono delle proposte di regia che a volte rischiano di smantellare un sistema che funziona. Cioè, è come dire, non so, tutti guidiamo con la guida a sinistra, scusate, una guida a destra, e non è che di punto in bianco puoi dire, boh, guidiamo all'inglese, perché qualcuno magari ha anche qualche problema, no? Vi ricordo che noi siamo una delle poche regioni, se non la prima, che si è dotata di un'anagrafe vaccinale. Cioè noi per ogni cittadino sappiamo tutto. Ci sono ancora in giro per l'Italia delle regioni che non ce l'hanno o hanno qualcosa di simile. 3.082.455 tamponi molecolari. Nello specifico vi do subito il dato. Molecolari sono stati 18.740 nelle ultime 24 ore, più 33.636 di rapidi, 33.636, fanno in 24 ore 52.376 tamponi, cioè che poi danno questi numeri assoluti. Questi sono i rapidi alla mia sinistra. Tamponi rapidi più molecolari nelle ultime 24 ore, 52.376. Incidenza dei positivi 8%. Numero dei positivi ad oggi 209.220. Positivi nelle ultime 24 ore, come vi ho detto, 4.211, che sono l'8%. Anche domani saremo la regione con più positivi d'Italia. Scusate, io continuo a dirvelo. Io so che fa sorridere, ma mettetevi nei nostri panni, che ancora oggi guardiamo una tabella e non sappiamo quanti tamponi in realtà fanno tutti gli altri. Cioè, abbiamo chiesto al ministro che faccia una tabella dove si veda una colonna con i test molecolari, una con i test rapidi, e a fianco ci sia il numero di positivi. Cioè, mi pare che non vi vuol tanto, no? Noi vi confermiamo che la stiamo mandando tutti i giorni, i dati che voi avete in anteprima, noi li mandiamo tutti i giorni al Ministero. Il problema è che la pubblicazione della tabella non la fa il Ministero, ma la fa la Protezione Civile. La Protezione Civile pubblica solo i molecolari, quindi prego. L'interiezione, ma se il Veneto fornisse il dato scisso dei positivi tra molecolari e rapidi, sì, non sarebbe possibile una comparazione con le regioni che fanno solo molecolari? Ma non sappiamo i valori, non sappiamo, ad esempio noi non sappiamo se nella tabella della Protezione Civile che vediamo della regione X ci siano pur avendo numeri bassi, magari ci sia dentro una quota di rapidi. Non lo sappiamo. Magari scopriamo che ci sono regioni che fanno 60.000 tamponi al giorno, non l'ha mai detto nessuno. A noi non risulta, ma magari può anche accadere. Cioè la regione Y ci ha scritto che so 20.000 tamponi, ne avrà fatti altri 100.000 di rapidi, non lo sappiamo. Come facciamo a confrontare i dati? Guardate che è difficile parlare da un punto di vista epidemiologico non avere questi dati. Tant'è vero che avete visto il dibattito sul 18% che poi è sparito subito l'altra sera. Totale positivi oggi 98.014. Dentro a questo totale di positivi non ci sono solo i ricoverati, ci sono anche i domiciliari, che sono migliaia di persone che sono a casa, pauci sintomatici o con sintomi che non prevedono ricovero. Vi ricordo che degli accessi al pronto soccorso si calcola che almeno un 65-70% di Covid torna poi alla cura domiciliare, cioè c'è una prima visita, poi si torna alla cura domiciliare. I ricoverati oggi in totale sono 3.298. È stato un signore che mi ha detto: ma lei dice sempre
che sono più impegnativi, guardate, ve lo do io una cifra per rendere. Questi pazienti qui drenano rispetto a una media di pazienti ordinari almeno il doppio di letti. Cioè, è come avessimo occupati 6.000 letti rapportati ai team che dobbiamo... Cioè, per questo pesa tanto, no? Allora, questi 3.298 sono così distribuiti e così vedete anche le curve cosa stanno facendo. Sono 365 in terapia intensiva, meno 13, e 2.933 in area non critica, meno 20. Totale dei morti 5.268 più 107. Dimessi 9.245. Abbiamo dimesso 158 persone, se vi interessa, nelle ultime 24 ore. Non sono poche, 158. 3 considerazioni sul bollettino. Vi ho fatto una lunga riunione anche stamattina. Il dato che ne viene fuori è che c'è un timido segnale regionale, però abbiamo ancora delle evidenze di problematicità. Penso ad esempio a Verona, che è tiratissima. Verona è tiratissima per i ricoveri in area non critica, ma in particolar modo per le terapie intensive. Ci sono ancora posti, però se non puntiamo al distanziamento sociale, dico per tutte le fasce d'età, e non ci diamo delle regole per questo periodo, allora se la vediamo in maniera prospettica, sappiamo che la curva non può restare alta tutta la vita, prima o poi scenderà e prima o poi andrà anche a zero, ma cioè, è quel prima o poi che ci preoccupa, perché se è un poi che va tanto in là, capite che noi abbiamo una pressione che non è che possiamo sopportare, cioè la possiamo sopportare anche all'infinito, ma vuol dire che molti cittadini non Covid avranno cure dilatate nel tempo in maniera paurosa. Fra l'altro i letti occupati di terapia intensiva in totale oggi, se non ricordo male, sono 587 in Veneto. In questo momento abbiamo 587 terapie intensive. Cioè considerate che in periodo di pace senza Covid noi mediamente abbiamo 200-250 letti di terapia intensiva. In questo momento ne abbiamo 587. Quindi capite l'impegno, no? Peraltro ho fatto fare un lavoro al dottor Rosi, assieme all'ingegner Fattori, che vi presenteremo. Ho detto, guarda, siccome vogliamo essere trasparenti al massimo, ipotizzate lo scenario con le 1000 terapie intensive, dando nello scenario la foto, l'istantanea di quel giorno. Quindi capendo che le parti andranno contratti e tutto, cioè diamo uno spaccato regionale. Così, come si può dire, a parte il fatto che penso che i nostri tecnici, e anche oggi lo dimostreremo, hanno dimostrato ai veneti che sono dei professionisti e che non è, e ben venga a questo punto stampa, non è che si fa un tanto al chilo nel fare le operazioni, cioè vedete che sono millimetriche, avete visto Rosi e vi ha detto abbiamo le planimetrie dove vanno le terapie intensive. Vi dicevo, quindi non possiamo dire che dobbiamo tirare un sospiro di sollievo. I numeri, per carità, in una fase super acuta non hai questi numeri, no? Però è pur vero che se adesso abbassiamo la guardia, la curva, guardate, sembra la lama di una sega. Va su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. E quindi bisogna limarla, piallarla e che scenda velocemente. L'ampiezza della curva, se vedete i due grafici, marzo è una curva molto stretta, no? Va su e torna giù subito. Quella di oggi è una curva che è lentissima a piegare, è molto ampia perché di mezzo non abbiamo avuto 2 mesi e mezzo di lockdown, cioè di restrizioni. Per questo motivo noi ieri abbiamo adottato quell'ordinanza, cercheremo di capire cosa accadrà nelle prossime ore. Ho sentito che anche qualche altro collega forse adotteranno altre misure, dopodiché ve lo dico già, non ho contezza di misure nazionali. Per cui adesso torno su e mi collego e sentiremo cosa dicono. Prego.
Tosato tradizionalmente, Marchiori, Pederiva, Sky TG24, ricordami il tuo nome. Isernia, Isernia, grazie. come stai? Benvenuto. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Beh, intanto la domanda è scontata, nel senso che se lei ci ha detto che non ha contezza di decisioni del governo, oggi mi pare di capire che il Consiglio dei Ministri sia convocato alle 18. Ma è possibile che non vi abbiano dato un minimo di timing sui tempi delle decisioni? Nulla? No, nel senso che noi abbiamo un incontro oggi, immagino sia propedeutico alla riunione che hanno stasera, ma è altrettanto vero che anche ieri erano incontri propedeutici, anche l'altro ieri. Non critico nulla, dico semplicemente che al momento io non sono in grado di dirvi quali saranno le misure che il governo adotterà. Non ve lo so dire. Considerate che il governo le sta adottando non perché ci siano regioni che premono, sta adottando perché c'è il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che comunque ha emesso una sua espressione rispetto alla condizione epidemiologica nazionale. C'è 20.000 positivi al giorno in Italia. C'è una lettura un po' luciferina della sua ordinanza. Io ne prendo le distanze, ma gliela riferisco così in toni amicali. Qualcuno dice che lei, prevedendo le misure nazionali che probabilmente inaspriranno e assorbiranno i contenuti dell'ordinanza regionale, abbia voluto giocare in anticipo, sapendo che comunque poi la responsabilità del lockdown ricadrà sul governo. Allora la domanda è, lei avrebbe agito in ogni caso in questo senso, cioè avrebbe attuato delle restrizioni in ogni caso? Ma guarda, ti dico che potevi anche già darti la risposta perché è da lunedì che dico queste robe. Dico, guardate, lunedì ho esordito, ho detto, lunedì abbiamo avuto, e siete tutti testimoni, tutti i quotidiani che hanno aperto con le foto degli assembramenti, ve lo ricordate? Io avevo già dato incarico, vi ricordo, sempre per queste letture luciferiane, guarda che ci impegno una mano e ci metto sopra anche l'altra, che è uno che non ha nessuna responsabilità che parla così. E se avesse qualche responsabilità non si preoccuperebbe di ste robe, e dico nella sanità. E già sabato io avevo convocato, tanto per dire che la premeditazione, l'assemblea dei sindaci della città capoluogo. Infatti lunedì pomeriggio noi alle 2:30 eravamo già in convocazione. Avevo dato peraltro al sindaco Conte, che mi è giusto testimone, la disponibilità addirittura di fare domenica la riunione, viste le notizie già dei primi assembramenti del sabato. Lunedì sono venuto qui, come al solito vi ho detto, ragazzi, bisogna prendere in mano la situazione, bisogna che comunque facciamo qualcosa. È partito un dibattito nazionale contemporaneamente dicendo che il governo voleva fare le restrizioni. Sono state fatte infatti le prime riunioni con i governatori. Ci sono state anche delle prese di posizione di responsabilità, perché i governatori hanno detto se c'è un pericolo siamo qua. E poi da lì, onestamente, all'inizio parlavano di restrizioni da sabato, perché questo era il vero tema, di misure, non vi dico bianche, rosse, arancioni, ma che il tema fosse anche il fine settimana. E questo, guardate, nessuno può smentirmi, il ministro Speranza l'ho detto in più occasioni, cioè i fine settimana e gli assembramenti. E quindi abbiamo sempre detto evitiamo di prendere misure che poi vanno in sovrapposizione, anche vi ho detto in questi giorni, no? Perché il fine settimana è mio, ma è anche nazionale. Quando siamo arrivati a ieri l'altro sera, e mi è stato detto ufficialmente che ancora non si chiudeva, che poi, notizia ufficiale, c'è un dibattito all'interno della maggioranza tra aperturisti e rigoristi e quant'altro. Io ho detto, arrivato ieri mattina, cosa faccio? Cioè, rischio di restare col fine settimana che devo prendere nottetempo una misura che poi diventa una misura sgangherata. E allora ieri mattina abbiamo deciso, ovviamente alla luce anche delle considerazioni della dottoressa Russo, di prendere questa misura. Quindi, lettura sbagliata. Non è luciferina, ma è rincoglionesca come lettura. Sì, cioè, mi sembra trasparente il percorso. Tanto è vero che dissi anche una roba per onestà intellettuale, forse l'ho detta alla Angela Pederiva. Io ho detto, guarda,
a questo punto c'è stato un punto durante la settimana, ho detto che se loro prendono iniziative forti, valutiamo anche il fine settimana che possa essere liberato per poter dar modo ai cittadini di muoversi per la spesa o altro. Però poi non si è più visto niente, no? Insomma, la gente domani deve in ogni caso attendersi che le sue misure siano in vigore. L'ordinanza è in vigore, cioè non c'è... Guardate, poi penso, guarda, nessuno si diverte, perché penso che le persone che si lamentano e abbiamo tutti ragioni di lamentarci, no? Anch'io avrò le mie limitazioni rispetto anche, guardate, io sono da mesi che rimando anche un'attività familiare, personale, che potrei già aver concretizzato proprio perché c'è una marea di restrizioni e non sono di svago queste attività. E dico semplicemente che l'ordinanza è in vigore, tutti hanno ragione di lamentarsi. C'è anche chi mi ha chiamato dicendo che poi devo anche dire la verità, ecco lì forse lì non ho avuto la mia pazienza proverbiale, perché un cittadino non può chiamare dicendo io capisco i vostri problemi. Cioè, non è che il problema del Covid è il nostro problema, è un problema della comunità. Cioè, qui non c'è nessuno che si diverte. Io non mi diverto a fare le ordinanze che producono migliaia di persone che insultano o altro. Però gli amministratori servono per questo, per decidere. Non ho nessuna fama di essere un supereroe, di essere un dittatore, ma da avere la mia coscienza a posto, che è quella di pensare che non ci siano cittadini esposti al rischio, per quanto possibile. Guardate che qui stiamo parlando di un confronto con la natura, perché l'uomo ha questo grande limite, che pensa a volte di vincere la natura, ma la natura vince sempre. Filippo ancora? Oppure... No, grazie, è finito. Marchiori Pederiva. Sì, buongiorno Presidente. 2 domande tecniche le rivolgo poi all'avvocato Botteona. Sì, grazie, se non vi spiace, lui è l'uomo anche delle FAQ, quindi vi dà tutte le risposte. Solo 2 curiosità. Allora, se nel DPCM ci saranno delle disposizioni, definiamole più morbide, per quanto riguarda i famosi 3 giorni, 25, 26 e 1, lei pensa che potrebbe in qualche modo per quelle giornate apportare una modifica all'ordinanza o rimane in vigore a prescindere da qualsiasi cosa? Guarda, Da qualsiasi decisione del governo? Dico. Intanto non sappiamo quale saranno i DPCM, non ho la più pallida No, idea. infatti ho detto sì. E noi restiamo con la nostra ordinanza, a meno che non ci siano dei dati epidemiologici che ci dicono vabbè, si può allentare. Però vorrei anche dire che a me sembra assolutamente, nella difficoltà, nella problematicità e in tutto, cioè comunque abbiamo trovato una soluzione di equilibrio che come al solito nasce qui in Veneto. Voglio ricordare a tutti quelli che dicono che intanto che abbiamo fatto 2 mesi di zona gialla, a differenza di tutte le regioni italiane. A differenza di tutte le regioni italiane, probabilmente anche oggi siamo gialli. Non so se l'hanno già annunciato, non lo so. In serata. 2, voglio anche ricordare che questa restrizione permette comunque di tenere aperte le attività. Poi c'è tutta una mi ha chiamato Porto Buffolè e dice che loro sono un comune piccolo e non lavoreranno più. Cioè, lo capisco, per carità non lo capisco, però noi comunque una misura la dobbiamo adottare. Io faccio preghiere ai cittadini di osservare la regola. È inutile che giochiamo a guardie e ladri. Se osserviamo tutti la regola delle 2 del pomeriggio, al ristorante ci si può andare, c'è scritto in ordinanza, fino alle 14 e poi c'è lo sfollamento, nel senso che uno finisce di pranzare e torna a casa. Se vai a pranzo, se vai a fare la spesa, abbiamo visto quali sono le regole, cerchiamo alla fine dalle 2 del pomeriggio alle 5 del mattino successivo di restare nel nostro territorio comunale. Perché? Ci sarà una FAQ che lo spiega. Perché dalle 10 alle 5 non si può uscire di casa, ma non lo dice la regione, lo dice un DPCM nazionale, c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Quindi noi dobbiamo stare nel nostro territorio comunale dalle 2, giusto? Sì. Alle 10 di sera non usciamo più di casa e riusciamo alle 5 del mattino, e quindi dalle 5 del mattino alle 2 del pomeriggio possiamo andare in giro per la regione senza nessun problema. Poi ci sono tutte le deroghe per il lavoro, per andare a prendere i bambini dalla babysitter o dai nonni se li ha lasciati dal nonno,
per andare a curare la persona. Però sapete qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere? Non venitemi a dire, allora, se domenica mattina è piena la città, è perché non vogliamo metterci d'impegno, perché basterebbe che i cittadini della città si prendano, come si può dire, la disponibilità di andare a fare la spesa dalle 2 del pomeriggio. Quindi l'appello io lo faccio a tutti per non creare assembramenti, in particolar modo a chi abita in quel comune, che poi troverà il comune molto più agevole dalle 2 del pomeriggio in poi. Okay, per quanto, riguarda invece, quello che ha detto prima, sui tamponi, Sì. i numeri presentati dalla nostra regione. Allora, dal momento che ormai è da un bel po' che, lei evidenzia questa, questione, è possibile che non sia ancora stato dato un allineamento o comunque non sia stato dato anche alla Regione Veneto una risposta da parte del governo sul perché le altre regioni presentino solamente i molecolari? Guarda, io manderò ve lo dico, manderò un altro sollecito alla volta massimo di lunedì, adesso siamo impegnati con altri fronti, perché per noi è fondamentale, ma è anche un fatto, posso dire, di giustezza nei confronti di tutto il mio team che lavora per i tamponi. Cioè, voi avete idea di cosa significa fare 60.000 tamponi al giorno? Avete un'idea di quante migliaia di telefonate i nostri call center fanno a tutti quelli che sono stati tamponati e anche dove non arriviamo, perché siamo quelli che in Italia fanno più contact tracing, arriviamo all'85%, e sono regioni che sono sotto il 40%. Cioè, tutto questo sforzo non può essere venduto come non virtuosità. Cioè, siamo passati da 2.100 tamponi di marzo a 60.000, oggi ne abbiamo fatti 52.000, 53, non mi ricordo quanti. Questo è il nostro dato, per cui risolleciteremo, ma non per provocare, per avere dei dati omogenei, per capire se siamo in linea con i dati delle altre regioni oppure no. Questo ci serve anche dal punto di vista epidemiologico. No, perché non ottenere risposta sembra un po' che il pensiero sia quello che il Veneto faccia quello che gli pare, noi andiamo avanti con gli altri conteggi, cioè. Sarebbe interessante sapere se tutte le regioni fanno tamponi e contact tracing. Va bene, Lo dico, grazie. cioè. Pederiva Isernia. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. 2 domande veloci. La Prego. prima, la sua ordinanza ieri ha incassato il plauso del Ministro Boccia. Oltre a questo apprezzamento, c'è stata anche poi l'intesa con Speranza? Non la leggo nel testo dell'ordinanza. No, brava, non c'è. Il Ministro mi ha detto, puoi dire tranquillamente che ci è sentito il Ministro. Io non l'ho neanche scritto, sentito il Ministro della Salute, però mi ha detto, siete autorizzati a scriverlo, a dirlo, perché ha detto, evito di fare tutte queste intese sulle ordinanze locali. Ma a noi non cambia niente, sinceramente. Sì, Tanto chiaramente la mia era una domanda politica, nel senso c'è stata una condivisione. Sì. La responsabilità è mia comunque, giuridicamente. No, il Ministro mi ha autorizzato a dire di che hai sentito il Ministro. Peraltro avevamo anche iniziato a scrivere la frase in ordinanza, poi ho detto ma lascia stare. Cioè, no. Siccome poi il dato giuridico del sentito è ininfluente dal punto di vista giuridico, allora ho detto evitiamo di scrivere robe che dopo non servono a niente dal punto di vista giuridico. Lo chiedevo perché, e arrivo alla seconda domanda, Prego. invece il PD in Consiglio regionale con il capogruppo Possamai, nell'intervista che ha dato al mio giornale, dice che Boccia va corretto, nel senso che secondo lui non aveva letto il testo, il che è anche probabile vista la tempistica, ma al di là di questo, secondo il PD Veneto invece l'ordinanza è comunque tardiva e caotica. La domanda è, al di là di questa critica, che peraltro è condivisa anche da altri, da leggere i commenti, ritiene davvero che sia un testo di difficile applicazione, vista la molteplicità di deroghe ammesse e il nodo dei controlli? E in questo senso si appella solo al buon senso, al senso civico dei cittadini, o pensa magari di risentire i sindaci e magari i prefetti per capire come disciplinare poi la sorveglianza sui comportamenti? Guardate, la Grazie. perfezione non è di questa vita, è di un altro mondo la perfezione. Non abbiamo nessuna presunzione di fare robe perfette. C'è gente anche che non riesce a allacciarsi le scarpe nell'imperfezione, però comunque cammina. Allora io dico, nessuno ha presunzione di essere come si può dire, un maestro di ordinanze. Noi cerchiamo di fare il nostro mestiere, che è quello di portare fuori il Veneto da questo casino.
I sindaci, peraltro, non mi risulta che siano contrari, perché comunque l'ANCI si è espresso. Ho visto, anzi, e mi congratulo con i sindaci e l'ANCI in generale, il sindaco Conte, ma anche con il sindaco Giordani, il sindaco, insomma tutti i sindaci, Rucco, Gaffeo, Jacopo Massaro, insomma tutti, Sborina, tutti i sindaci, Brugnaro, insomma tutti i sindaci del Veneto, li ho citati tutti, sì. E ho visto che peraltro ad adiuvandum, proprio per far funzionare l'ordinanza, alcuni stanno creando varchi, altri delle chiusure, cioè Padova ho visto che sta facendo un'ottima operazione rispetto ma perché? Perché abbiamo coscienza del fatto che cioè, se l'ospedale è pieno, poi veramente si rischia di non curare più chi ha veramente bisogno dell'emergenza. Questa è la nostra preoccupazione. Quanto al PD, lo chiedo a una cronista attenta, se mi porti una notizia positiva sulla regione negli ultimi 10 anni ti do un premio. È il gioco delle parti, Presidente. Vedi, e ora il premio. Guadagnato. Isernia, se così ti sentono anche in diretta, grazie. Ancora buongiorno Presidente, Buongiorno. 2 cose velocissime. La prima, ritiene che le sanzioni siano abbastanza severe per scoraggiare comportamenti poco consoni in questa fase? Io ritengo che il buonsenso sia la base di questa partita. Se pensiamo di regolarla con le sanzioni, con i DPCM, con le ordinanze, noi falliamo, anche perché la strada è tanto lunga per arrivare ad aprile e arrivare alle vaccinazioni. Per cui il mio appello lo faccio a buonsenso, non ai controllori. Lo faccio a buonsenso e vedo che molti cittadini si stanno già organizzando sapendo che dalle 14 resteranno nel loro territorio comunale, salvo le deroghe che sono previste. Impossibile controllare 5 milioni di veneti col gioco del guardia e ladri, me lo trovo anche assurdo, inutile, no? Se avremo sabato e domenica pomeriggio le città strapiene di gente che viene fuori comune, ne prendo atto, vuol dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè 3.300 ricoverati non sono pochi, li stiamo curando, non prendiamo in carico tutti i pazienti, non abbiamo nessuna notizia di pazienti lasciati a piedi, però questa è la situazione. L'altra cosa è una richiesta, se può aiutarmi a capire quello che sta succedendo in Veneto. Voi eravate fino al 5 di dicembre, non eravate messi in questo modo, nel senso che ora siete passati dai primi della classe all'ultimo posto. Volevo capire, lei più volte ha detto noi facciamo tamponi record e lo sforzo l'ho appena descritto. Io vorrei capire se quello che dice, per esempio, il professor Crisanti si ritrova nel suo giudizio. Ieri ci ha detto che in Veneto si è fatto troppo uso, si è appoggiata troppo la regione sui tamponi veloci. Questo rischia di trasformare una barriera, per esempio quando si entra nella RSA, in una groviera. I morti sono un segnale che il virus è particolarmente diffuso sul territorio ed è il numero dei morti, quello che ci spiegavano appunto gli esperti, che dà il segnale come non sia sufficiente fare molti tamponi se poi questi tamponi non sono quelli giusti. Allora, cioè non replico nessuno, se è un'altra domanda, grazie. No, allora generalmente Cioè, mi può spiegare cosa sia successo? No, insomma. capisci che non potrebbe essere utile la mia replica perché io non replico a uno scienziato. Cioè Ma riprenderebbe le stesse misure che ha utilizzato sino ad oggi? È Scusa? questo? Quali misure? I tamponi, questo tipo di tamponi, questo tipo di... No, rimarrebbe in zona gialla, insomma. Premesso che non mi permetto di fare una replica perché il livello di uno scienziato rispetto al mio, io sono un umile servitore, cioè non sono un uomo di scienza. Quindi chiudiamo questo capitolo. Dopodiché dico che il piano di sanità pubblica a livello nazionale è chiaro sull'uso dei tamponi rapidi, peraltro è in arrivo a ore, a minuti, anche la nuova definizione di caso secondo l'ECDC e quindi anche rispetto alla conferma del rapido con il molecolare. I tamponi rapidi sono nei prontuari, sono nelle validazioni, punto. Se qualcuno pensa che i tamponi rapidi poi non abbiano, diciamo, delle certificazioni prese dal Ministero della Salute che non sono giuste, cioè, non lo so, cioè io non so cosa dirti, cioè,
È un dibattito, cioè non è, vorrei spiegare che non è che li stiamo utilizzando solo noi. Faccio un esempio. Il collega Bonaccini ne ha comprati 2 milioni solo in queste ultime settimane per fare i tamponi rapidi nelle farmacie. Ho letto da qualche parte che la Sardegna ne ha comprati 1,5 milioni. Tutti fanno tamponi rapidi, nel senso che la diagnostica si è evoluta. Quindi ma non sono io che devo stare qui a interloquire sui tamponi. No, era solo per capire cosa è successo in Veneto. Questa è un'altra domanda, non me l'avevi fatta. Allora, cosa è successo in Veneto? È esattamente accaduto quello che accade con un virus, con una forza come questa. Non abbiamo innanzitutto, è bene ricordarlo, modificato la strategia, ma aumentata la strategia. Siamo passati da 2100 tamponi rapidi molecolari di marzo, avendo noi rinforzato tutte le microbiologie. Oggi abbiamo un potenziale che può arrivare al massimo, ma tiratissimo, non ci siamo mai arrivati a quella cifra, 30.000 tamponi rapidi, non se ne fanno di più. Abbiamo comprato macchinari, abbiamo messo in fila 14 microbiologie. A questi, aggiungendo i rapidi, mediamente facciamo 55-60.000 al giorno. Penso siamo gli unici in Italia che fanno così tanti tamponi. Infatti lo screening da noi funziona. È accaduto che siamo più proattivi di marzo, abbiamo staff molto più preparati e rimpinguati di marzo, abbiamo 14 microbiologie che sono operative, a marzo non ce le avevamo, abbiamo la fase di testing che si è evoluta a livello internazionale, abbiamo ovviamente protocolli di cura che a marzo non avevamo, cioè abbiamo tutto in più di qualità. La verità è che il virus questo giro è iniziato ad esordire a nord-ovest, e vi ricordo che è partito in Piemonte barra Lombardia, 7.000 morti Piemonte, oltre 7.000 morti Piemonte, oltre 23.000 morti a Lombardia, poi Liguria, oltre 2.500 morti a Liguria, poi è passato al nord-est e quindi è interessato, parte già nella prima fase l'Emilia Romagna, 6.000 e più morti, poi il Veneto, siamo a 5.300 morti, e quindi qui si crea un nuovo bacino a nord-est. In questo momento è qui da noi in maniera importante: Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. È il virus. Cioè non c'è una spiegazione, non è che il virus lo possiamo fermare chiudendo la porta, cioè il virus c'è, e quando, io l'ho sempre detto anche nella prima fase, è una questione anche di fortuna, perché comunque il virus, guardate, vi faccio un solo esempio, mi piacerebbe che fosse ricordato: il 21 febbraio i primi 2 casi ce li abbiamo avuti noi e la Lombardia, il 21 febbraio. Noi dopo 3 giorni stavamo costruendo tutta la nostra partita. La Lombardia dopo 3 giorni si è ritrovata già un'onda di piena da paura. Da noi è entrato a Venezia dopo una settimana il virus, è entrato e se n'è andato, in una città che è delicatissima per l'età media, il distanziamento sociale che non c'è. Nessuno sa spiegarci perché a Venezia non ha invaso la città. Questa è la verità. Ci sono dei meccanismi che non riusciamo a spiegare. Grazie. Prego. Moscati e Giacomuzzo chiude Emiliano. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Io le volevo chiedere una cosa riguardo ai vaccini. Sì. Cioè, quali sono i margini di manovra che ha la Regione in questo campo? Perché c'è un commissario, sta prendendo delle decisioni, lei ha detto subito, dall'inizio, abbiamo comprato i congelatori, abbiamo comprato le siringhe, eccetera, e pertanto si sta mettendo, cioè si sta promuovendo questo inizio. Se dovesse cambiare vaccino, ad esempio, cioè nel senso che ci dovesse essere un nuovo vaccino o qualcosa, che termini di manovra avrà la Regione? In termini di manovra, che siamo pronti anche a un vaccino che avrà conservazione a temperature da frigorifero, tipo il Moderna, tanto per citarne. Ma c'è la possibilità di scelta? Cioè, no, perché la fornitura del vaccino è a livello nazionale. Ecco, oggi noi abbiamo un piano per Pfizer per tutta la popolazione. Questo è quello che c'è stato detto. Per cui se anche domani arrivasse qualcosa di diverso, la Regione autonomamente non può fare ad oggi la fornitura è nazionale. Io poi non le so dire se magari accadrà che fra un mese
ci sarà talmente una liberalizzazione sui mercati che diranno hai ragione, arrangiatevi perché il vaccino c'è dappertutto, ognuno faccia le sue valutazioni. Per Però cui come accade per l'influenzale non è che noi abbiamo, insomma, andiamo a comprarci il cinese influenzale, No. cioè oggi noi abbiamo questo vaccino. E il fatto che molta gente stia andando a vaccinarsi fuori, per esempio, è una cosa che abbiamo notato tutti, cioè i cinesi sono andati via e sono andati a farsi il vaccino in Cina. Sì, Sono tutti chiusi i negozi cinesi. è possibile, ho visto anche delle interviste di alcuni cinesi che hanno detto l'ho fatto a casa. Ma anche gli italiani possono, anche i veneti possono. Ci sono degli italiani che hanno fatto il vaccino cinese, di Veneti che hanno fatto il vaccino cinese andando a Dubai, ma non perché erano lì per lavoro e lì ad esempio si è provveduto alla vaccinazione, alla possibilità di vaccinarsi. Ha la stessa validità per quanto dovesse... Mi fermo qui. Ah, vabbè. Non so. Va bene, grazie. Prego. Giacomuzzo. Buongiorno Presidente, 2 domande velocissime, una che riguarda il Vicentino, Valle dell'Agno e Valle del Chiampo. I numeri stanno tornando a salire, ha un quadro, c'è il lockdown? Ne abbiamo parlato anche con il dottor Pavesi e la dottoressa Russo. Stiamo vedendo, adesso vediamo, c'è una restrizione generale come avete visto, dopodiché noi siamo sempre pronti per adottare anche altre restrizioni, diciamo a macchia di leopardo qualora servisse. Quindi ancora niente. Però qui c'è la prevenzione che me lo dice, non è che io mi invento, cioè mi alzo la mattina e dico sarò un'area. L'altra cosa, Verona è in ginocchio, nel senso che in ospedale gli accessi e i ricoveri non Certo. stanno calando, ci sono tantissimi morti, possiamo definirla la nuova Bergamo della seconda ondata? Prego. Ma, avete presente la storia di Bergamo? Sì. Boh, allora vi rispondete da soli. No, nel senso che comunque è una situazione molto critica e molto... Guardate, al di là, la peggiore in Veneto io al momento. penso che ci voglia però anche un po' di amore per il Veneto, perché già c'è un mese che con sta storia dei positivi sui tamponi siamo diventati quelli che hanno il più alto numero di positivi. Poi Montebelluna con le bare che non c'erano, e io spero che arrivi presto anche la relazione. Adesso Verona è oggetto ovviamente di un attacco, diciamo, del virus in maniera pesante, però io dico che cioè, la domanda e il paragone a Bergamo, se si conosce cosa è accaduto a Bergamo, si capisce che non c'entra niente. Mi segnalano che ci sono freezer per i morti fuori dall'ospedale di Legnago. Cioè, sono i container. Sì, quindi insomma ce ne sono tanti. A Bergamo sapete cosa è accaduto? No, allora. Presidente, chiaro, però comunque... A Bergamo non si ricoverava più nessuno. Cioè, fermi, brutta espressione. A Bergamo avevamo notizie che c'era difficoltà, c'erano le ambulanze in coda, vi ricordate le scene, no? Dai. Siamo ancora lontani, lei dice. Ma perché volete sempre cercare i paragoni? Il titolo. Il titolo. Cioè, ma non Non è questione di titolo, è che c'è tanta tensione e c'è tanta paura anche lì perché i cittadini si vedono... A Verona la situazione è una circondati. Verona di contagio importante, dove tutti i pazienti vengono presi in carico, cosa che non mi sembra accadesse in altre parti in giro per l'Italia. Appunto, ma non è un confronto con Bergamo e mi costringete a farlo, che trovo anche indelicato farlo e ho massimo rispetto della Lombardia, ma cioè, avete capito? Cioè, avrei volentieri evitato di rispondere a una domanda del genere. Prego. Emiliano. Presidente, buongiorno. 2 temi. Uno la rivolgo a lei, visto che è più una concessione che le chiedo a nome Prego. dei canili del territorio, e l'altra poi all'avvocatura come tecnicismo. Senta, i canili del territorio mi chiedono se, utilizzando lo strumento dell'autocertificazione, è possibile proseguire le visite adottive, perché avevano pianificato tutto e adesso la questione di uscire dal territorio dopo le 14 diventa problematica. Faremo un approfondimento giuridico. La ringrazio perché la so, insomma, perché amante degli sapete che animali. su queste sono regole anche nelle zone rosse, nei lockdown. Mi ricordo una norma che prevedeva che il ritiro del cane, del cucciolo, in lockdown addirittura, fosse possibile perché sennò cresceva e c'era Qui il è tema. più la visita che potrebbe poi portare appunto all'adozione. Lo verifichiamo, Vi ringrazio. Poi Grazie. il secondo tema con l'avvocatura. Grazie Presidente. È sufficiente? No. Concludiamo con Bonet e Pettenò.
Sì, Presidente, una domanda Buongiorno. rapidissima sul tema purtroppo dei morti. Cioè, sembra un tema un po' delicato da trattare perché ci sono giustamente molte sensibilità e famiglie e storie, però diciamo così a livello di fredda statistica sanitaria, lei con i suoi tecnici ha rilevato un'anomalia nel numero dei morti in Veneto, nel senso che l'impressione che ho io è che i numeri siano molto alti rispetto alla media nazionale e ai risultati che ci arrivano dalle altre regioni. Però onestamente non ho paragoni di confronto quotidiani, quindi la prima domanda è, in base ai vostri calcoli, il Veneto è un caso in questa fase qui un po' anomalo rispetto a questo numero? E se sì, e cioè se abbiamo tanti morti e più morti delle altre regioni, per quale motivo? Questo se l'avete Ma guarda, approfondito. io ti dico questo, che il tasso di mortalità rispetto al novembre e dicembre dell'anno scorso è più 44%, più o meno. E sicuramente è un dato anomalo se lo guardiamo, come si può dire, in maniera circoscritta e in un ambito temporale molto circoscritto e definito. Io non mi riferivo all'anno scorso, che chiaramente col Covid mi riferisco alle altre regioni, cioè in Veneto ci sono più morti che in questo momento in Emilia, in Lombardia, questo volevo capire. Guarda, allora ti dico che rispetto alla statistica diciamo generale, noi siamo oggi al 9° posto in Italia per numero di morti Covid su abitante. Abbiamo lo 0,10% contro il primo della classifica che ha 0,25%. Questo è il dato ufficiale, aggiornato al 16 di dicembre. L'abbiamo fornito l'altro giorno, infatti. Sì. Quindi questo è il dato ufficiale. Se poi facciamo un focus in questo periodo, non ti so dire, nel senso che bisognerebbe vedere il numero di morti per abitante che hanno anche altre regioni. Certo è che noi siamo, come si può dire, siamo già concentrati e preoccupati di venire fuori da questo. È ovvio che dietro alla presenza dei ricoveri si trascina ovviamente tutto quello che ne è del discorso della mortalità, che sarà la curva che scenderà più lentamente delle altre, anzi per ultima rispetto a tutto. Considerate che se volete un target nelle posizioni, noi siamo, vi ho citato prima delle regioni, non so se pensate ai target, abbiamo, noi siamo a 5.300 morti, la Lombardia a 23.000, al doppio degli abitanti di noi, la Liguria ne ha 2.500 e ha 1,5 milioni di abitanti, è come se noi ne avessimo 8.000 morti adesso. Il Piemonte a 7.400, mi sembra, se non ricordo male, è più o meno i nostri abitanti, e l'Emilia Romagna più o meno i nostri abitanti ne ha 6.000 e non so quanti morti. Cioè ma non lo dico come elemento di virtuosità, lo dico perché l'analisi purtroppo è questa. Cioè perché appunto essendoci questa Chiarelli risolta sul tema dei contagiati e del numero di tamponi, di fatto gli unici benchmark omogenei per verificare la situazione nella nostra regione rispetto al resto del territorio nazionale purtroppo ve l'ho detto, sono i ricoveri, le terapie intensive e i morti. Allora, la tabella della mortalità ci dice che noi siamo nona regione in Italia per numero di morti Covid. Vi dico un cameo, cioè la prima sapete qual è? La Val d'Aosta, della quale non si parla mai, perché giustamente non ha massa critica, cioè i 100 morti di oggi del Veneto fanno effetto, ma sono su 5 milioni di abitanti. Una regione che ha 1 milione di abitanti ne fa 50 morti, uno dice a metà del Veneto, no, ne ha, in proporzione ne ha 5 volte di più, 4 volte di più, avete capito. E rispetto alle terapie intensive siamo, mi sembra, al 7° posto nazionale, l'8° per occupazione di terapie intensive. E rispetto al dato dei positivi mi rifiuto è indecifrabile. Sui ricoveri, ecco, dovremmo avere un dato sui ricoveri, ve lo faccio avere. Sì. Carlo, ti ricordi? Morti, terapie intensive e ricoveri, così vediamo area critica, non critica. Se mi sta ascoltando Mario, l'ingegnere Fattori, area critica, non critica, Mario, l'ingegnere Bortolan forse ha sti dati. E la terapia e i morti rapportati alla popolazione della regione, ben volentieri. Se ce la facciamo domani ve le portiamo. E chiudiamo con Petenò. Presidente, col senno di poi non è che si possa ragionare, però lei ha già delineato il quadro complessivo.
Però guardando appunto quello che è successo, lei ritiene che sarebbe stato necessario intervenire, come qualcuno sollecitava, intervenire prima, sto parlando sia a livello nazionale che a livello poi locale veneto, vista la situazione che c'è, con zone rosse o zone arancioni, cioè con limitazioni e restrizioni più rigide, e guardando alle prospettive future, appunto con questo plateau di curve che è sempre lì, il rischio che c'è con una situazione di pressione tale negli ospedali, il rischio appunto è che si arrivi ad un crash notevole negli ospedali se va avanti così la situazione. Lei che valutazione dà perciò sul passato e sulle prospettive che ci sono? Che tutte le decisioni che si prendono in questa regione si fanno sulla base delle indagini epidemiologiche, della prevenzione e sulla base delle direttive che ci vengono date. Faccio un esempio, perché poi voi non conoscete tutto il documento, ma mi rendo conto, neanch'io sono andato a farmi spiegare come funziona. Quando ti dicono area gialla alto rischio, per dire, o medio rischio, uno dice, va bene, area gialla. Invece a fianco, tu vai a vederti la tabella, c'è scritto le misure che tu puoi, se vuoi, adottare. Le abbiamo adottate tutte. Cioè non è, abbiamo agevolato il lavoro agile, c'è scritto, abbiamo fatto. Distanziamento sociale, abbiamo fatto. C'è eventuali chiusure di micro aree che possono avere, diciamo, dei cluster, l'abbiamo fatto nel Comelico, l'abbiamo fatto da altre parti, abbiamo fatto i tamponi ad Auronzo, abbiamo fatto i tamponi a Castelcucco della popolazione. C'è un prontuario, voi andate a spulciare tutte le voci e vedete tutte fatte. Allora, per la proprietà transitiva, se la classificazione me la dà l'Istituto Superiore della Sanità, col Comitato Tecnico Scientifico, che sono i massimi scienziati che abbiamo, mi dice anche cosa devo fare, cioè, capite che c'è anche un rovescio della medaglia, non è che io posso uscire la mattina e dire, boh, oggi fermo tutta area gialla per tutti, anche se sarei da rossa o viceversa. Siccome in questo paese contano anche le carte, e le carte sono scritte da scienziati, noi leggiamo quelle. Punto. Tutto il resto sono atti eroici che non c'entrano niente con la norma e con l'applicazione dei piani di sanità pubblica. Il futuro che dice, Presidente? Sul futuro si continuerà ad applicare quello che prevede la classificazione in base alle aree, però aggiungo anche un'altra cosa, che secondo me l'algoritmo va valutato per quella che è una fase che non è ancora tanto valutata, che è la fase di decrescita, no? L'algoritmo funzionava per la fase di infezione, diciamo, in ascesa. Adesso che è in decrescita, probabilmente ci vogliono dei correttivi. Se vogliamo che scenda più velocemente, l'algoritmo, a mio avviso, se la fase discendente va modificato, perché sono due fasi distinte, no? Della curva. Terza ondata, qualcuno parla già. Ma lei dice che le ondate non ci sono. Ma io penso che sia, da un punto di vista epidemiologico, è un assurdo, nel senso che l'ondata inizia e finisce. Qua non è mai finita. Non abbiamo mai avuto il paziente zero. Al contrario, no? L'ultimo paziente. Avremo, guardate, questo sali-scendi fino a quando non arriverà la buona stagione di aprile e le vaccinazioni. Vi do un dato sul vaccino così, che è stato pubblicato fra l'altro 2 giorni fa su una rivista scientifica inglese, e dal dato del vaccino che su 44.000 vaccinati 22.000 hanno avuto il placebo, cioè non avevano il vaccino ma non sapevano di averlo, e 22.000 erano vaccinati, popolazione indistinta, quindi hanno guardato le infezioni tra i placebo e i vaccinati. Hanno visto che le prime 2 settimane la curva delle potenziali infezioni, perché poi si infettano, no? Diventano Covid positivi, erano quasi in crescita uguale, no? Dopodiché alla seconda settimana quelli che erano vaccinati hanno fatto così. Sono entrati in funzione di anticorpi, la curva si è appiattita. Gli altri hanno continuato a infettarsi. Quindi vuol dire che se noi riusciamo a fare vaccini, pensate solo a realizzare il sogno di vaccinare tutti i nonni delle case di riposo, vorrebbe dire che se fosse vero questo studio, dopo 2 settimane possiamo contare di aver già dato loro un minimo di dotazione anticorpale. Poi con il richiamo fatto avrebbero, diciamo, la famosa risposta a oltre il 90%. E con questo... No, soltanto un piazzamento finale, per quanto è possibile, perché mi rendo conto che non ha una sfera di cristallo. Lo chiedo per i cittadini domani.
E stasera dovrebbero arrivare queste decisioni del Consiglio dei Ministri. Dalle sue notizie, le decisioni nazionali avranno effetto già a partire da questo fine settimana e Guarda, quindi si sovrapporranno alla sua ordinanza o non ne ha idea? non te lo so dire. Allora, siccome domani è sabato, ma guarda, lo so, ma infatti io ho fatto ieri perché ho detto dopodomani è sabato. Per onestà intellettuale ti dico che l'interlocuzione col governo iniziale poneva la questione anche comunque di intervenire sul fine settimana. Dopodiché pian piano ha sfumato sta roba, non so se verrà ritirata fuori dal cilindro all'ultimo istante. Dopo si è capito che volevano fare qualcosa dal 24, ma ad oggi non è dato a sapere poi. Nel senso che oggi faremo la riunione e ci diranno, immagino. Però non so, non ho più pallida idea. Grazie. Grazie a voi. Vi lascerei subito alla dottoressa Simeonato e poi l'avvocato Botteon alla fine se avete ulteriori domande. Buoni dati, dottoressa Simeonato. Si metta qua. Grazie. Arrivederci. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, da fine febbraio, per fronteggiare l'emergenza Covid, ci siamo riorganizzati come azienda zero anche in materia di personale ed abbiamo avviato una serie di misure straordinarie per poter reperire in maniera veloce, snella, tutta una serie di figure extra dotazione organica, quindi figure assunte. Si sente? Figure appunto assunte, come dicevo prima, in via del tutto straordinaria per far fronte all'emergenza. Da fine febbraio, scusate, ad oggi abbiamo acquisito 2.954 professionisti con queste appunto misure, di cui questi professionisti 1.182 medici. Come ci siamo organizzati? Ci siamo organizzati così. Abbiamo avviato una serie di avvisi, una serie quindi di manifestazioni di interesse, pubblicandole sul sito di Azienda Zero, sul nostro sito, sul sito di diverse aziende sanitarie, manifestazioni di interesse alle quali potevano partecipare vari professionisti, quindi del comparto, prevalentemente sanitari, quindi mi riferisco ad infermieri e OS, mi riferisco appunto quindi ad infermieri, personale di supporto all'assistenza, e medici, come dicevo prima, medici laureati ed abilitati, medici specializzati, medici specializzandi, medici in pensione, e queste misure quindi hanno consentito di poter riorganizzare tutta la rete dell'assistenza sia ospedaliera che assistenza territoriale, come ben sapete. Abbiamo conferito esattamente 1.329 incarichi e le maggiori difficoltà riscontrate, come faceva cenno prima il Presidente, sono state esattamente queste, perché dei 1.329 incarichi abbiamo ricevuto 4.213 domande, quindi 4.213 manifestazioni di interesse che non sono andate però tutte a buon fine, prevalentemente perché il professionista, una volta interpellato, una volta esaminato il curriculum, non ha manifestato interesse all'incarico in quanto spesso chiedeva di essere assegnato ad un'area non Covid. Queste ovviamente sono misure straordinarie che la Regione ha posto in essere proprio per fronteggiare invece l'emergenza. Faccio un appello comunque che a tutti quanti i professionisti che qualora volessero presentare domanda, le manifestazioni di interesse vengono pubblicate quotidianamente al nostro sito e ogni giorno Azienda Zero trasmette i curricula che riceviamo alle aziende sanitarie. Sì. Ma non riesco ad andare avanti, se no io non mi capisco quei numeri, nel senso che
lei ha detto che avete fatto 2.954 manifestazioni di interesse. No, vado, dopo le spiego bene se posso. Allora, 2.954 sono le assunzioni straordinarie assunte per fronteggiare l'emergenza Covid. Delle 2.954, Sì. ok, abbiamo 1.329 incarichi conferiti a seguito delle manifestazioni di interesse. Quindi si tratta di incarichi libero professionali o co-co-co. Abbiamo poi, continuo col ragionamento, assunto a tempo indeterminato extra turnover, quindi oltre la dotazione organica, 1.233 dipendenti. Oltre a questi, assunto a tempo determinato altri 392 dipendenti. Complessivamente queste hanno avuto 3 distinte misure: manifestazione di interesse, assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, ok? Rappresentano una dotazione extraorganica finalizzata all'emergenza Covid pari a 2.954 professionisti. Non so se sono stata chiara o se... Chiedo scusa per quando si parla di numeri dopo. No, adesso mi pare di sì. Sì, Ok. sì, ok, adesso sì. Quindi sostanzialmente abbiamo tre categorie. 3 categorie. I co-co-co, gli Sì, indeterminati e i determinati. Abbiamo... La somma di questi esatto. 3 mi dà i 2.954. 2.954. Co-co-co, il libero professionisti è una categoria, i indeterminati e i determinati. Quindi questo ovviamente tutto extra ha avuto turnover finalizzato a Covid. Leggo negli occhi della dottoressa, poi gli diamo una tabellina così Sì. è più semplice dopo da capire. Sì, sì, ok. beh, indubbiamente. Altra precisazione, se non sono stata chiara chiedo scusa. Rispetto ai 2.954, dicevo prima, 1.182 sono medici, anche questo è un dato penso molto importante. Infermieri degli OS? Guardi, in questo momento qua no, però dopo vedo, casomai ve lo fornisco, guardate. Ecco, queste misure straordinarie. Altra però considerazione da fare è che Azienda Zero, che come sapete svolge l'attività in materia concorsuale per conto di tutte le aziende autosanitarie, ha proseguito nella sua attività ordinaria di reperimento di risorse. Ecco allora che nel 2020 abbiamo espletato 59 concorsi pubblici per la dirigenza, per personale dirigenziale, e 12 concorsi pubblici per il personale del comparto. Teniamo presente che da normativa nazionale c'è stato un periodo che va dal 13 di marzo al 7 di giugno, periodo in cui tutta l'attività concorsuale, come sapete, è stata sospesa. Leggo negli occhi a mia volta dei colleghi. Personale dirigenziale, va chiarito che anche i medici sono dirigenti di prima e seconda fascia. Sì. Medici, sì, personale dirigenziale, prevalentemente ha avuto personale medico, dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici, penso alla figura del biologo, ok? E anche dirigenti amministrativi. Ancora scusi una precisazione, Prego, i prego. 4.213 che si sono sostanzialmente rifiutati di venire a lavorare perché c'era il Covid, sono afferibili solo alla libera professione co-co-co o in generale un po' a tutte e 3 le categorie contrattuali? Guardi, no, solamente libero professionisti e co-co-co, se quelli riferiti alle manifestazioni di interesse. Ok? Scusate, perché quando si parla di numeri dopo... No, ma è una materia anche... Siamo qui per quello. La materia è anche bella complicata. Non è una materia semplice. Torniamo a noi, quindi parlavo della dirigenza, quindi tutti i concorsi per dirigente. Ovviamente ci siamo focalizzati prevalentemente per quanto riguarda la dirigenza medica, come dicevo prima, la dirigenza sanitaria. Abbiamo effettuato una progettualità assieme ai direttori generali in sede di comitato di direttori generali, perché ovviamente tutta la progettualità e la programmazione dell'attività Azienda Zero la fa coordinando tutte le aziende, quindi viene fatta in sede di comitato di direttori generali. Abbiamo anche, ci siamo molto impegnati, sono molto impegnati nel senso che abbiamo svolto più procedure concorsuali in relazione a quelle specialità carenti nel mercato, mi riferisco ai pronti soccorsisti piuttosto che ai medici di anestesia e rianimazione,
Per quanto riguarda ad esempio i medici di pronto soccorso, abbiamo espletato un concorso nel mese di giugno, i posti a bando erano 128, le domande pervenute 79, però i candidati in graduatoria finale 39, però il dato significativo è che di tutti questi 128 posti la procedura concorsuale si è conclusa con 14 specialisti in graduatoria e 25 specializzandi. Questo perché ovviamente ci tengo a sottolinearlo perché, come sapete, oltre ovviamente a fronteggiare la carenza emergenziale Covid, Azienda Zero è impegnata anche in tutta attività ovviamente ordinaria e puntiamo molto, siamo molto impegnati a riproporre d'ufficio sempre procedure sia di avvisi che di concorsi per quelle specialità che purtroppo sono carenti nel mercato. A dicembre ora ne abbiamo espletato un altro sempre per avuto pronto soccorso, 107 posti a bando e 14 anche questi che specialisti appunto in graduatoria più 38 specializzandi. Altro dato significativo, scusate se non vorrei fare confusione per quanto attiene ai numeri, però ad esempio è quello della specialità in anestesia e rianimazione. Anche qui abbiamo fatto appunto un avuto concorso, recentemente appunto ho bandito un altro avviso, un altro concorso. Il concorso era per 133 posti, quello espletato, si è concluso con 40 specialisti e 99 specializzandi. È molto importante perché dimostrano i dati che i medici, al di là della volontà di assumere, non ce n'è. Sì, questo infatti era ciò che volevo rilevare, nel senso che come azienda, lo sapete, visti i numeri eccetera, noi cerchiamo sempre di essere più celeri possibili nell'espletamento delle procedure, anche se le procedure, eccezione fatta per quanto riguarda quelle legate però all'emergenza avuto Covid, ad esempio gli avvisi Covid, dove abbiamo dei tempi più ristretti, la procedura ha dovuto seguire comunque la tempistica prevista normativa per la pubblicazione avuto nel BUR, in Gazzetta, eccetera. Per quanto riguarda anestesia e rianimazione, scusate se proseguo secondo questo appunto ragionamento, abbiamo indetto anche recentemente un avviso pubblico e un concorso pubblico. Per quanto è stato indetto circa 10 giorni fa, la prossima settimana procediamo subito all'espletamento della procedura e con quindi la predisposizione della graduatoria. Abbiamo 31 domande, spero praticamente che ovviamente i candidati si presentino appena avuto le prove. Altro argomento, scusate, questo per la dirigenza mi sono focalizzata soprattutto per quelle specialità carenti, per dire avuto come ci stiamo ovviamente orientando. Ovvio che dopo tutte quelle avuto procedure di cui citavo prima concorsuali riguardano diverse specialità. Ovviamente ci siamo focalizzati comunque sui medici infettivologi, sui medici pneumologi, sull'avuto medici anestesisti, sui pronto soccorsisti, proprio tutta stante la situazione straordinaria emergenziale che stiamo vivendo. Per quanto riguarda invece, scusate, il personale, dicevo, del comparto, per personale del comparto sappiamo che sono personale non dirigenziale. Azienda Zero ha espletato anche in questo caso sia concorsi che appunto avvisi. Per quanto riguarda gli avvisi, merita sicuramente i concorsi, meritano una riflessione particolare sia l'avviso e il concorso per assistenti sanitari. Abbiamo espletato un avviso con 140 candidati assistenti appunto sanitari, 146 mi sembra ricordare il numero, 146, mentre invece ha avuto il concorso, dopo appunto sapete, stiamo ovviamente cercando di accelerare il più possibile la procedura concorsuale per infermieri. Ed abbiamo in programma anche l'indizione di un concorso che sarà preceduto da un avviso per operatori sociosanitari. Per quanto riguarda la procedura concorsuale di infermieri, siamo in fase ormai di conclusione delle prove. Qui le domande pervenute erano 5.200, circa la metà si sono presentati per la prova scritta pratica e ora, come dicevo, siamo alla prova orale. Conto di concludere la procedura entro il 30 di dicembre.
Abbiamo previsto per quanto riguarda le prove orali anche delle prove suppletive per quanto riguarda i candidati che purtroppo si sono trovati appunto in quarantena tra la prova praticamente pratica e la prova orale, quindi diamo modo ovviamente di poter espletare la procedura orale via telematica. Ecco, e dopo precisiamo anche quanti posti ci sono. Allora, le domande erano 5.200, i candidati che sono presentati sono circa metà. Ecco, devono essere 2 qualcosa, quindi circa metà, giusto per capirci. Sui quanti posti? Allora, forse è il caso di chiarire, perché non ho mai avuto modo anche di farlo, circa la procedura, perché spesso appunto mi viene appunto proprio posto questo quesito: quanti posti, chi chiede i posti, con che logica sono appunto previsti i posti che vengono indicati nei bandi di concorsi nostri. Allora, come sapete, Azienda Zero segue l'intera procedura appunto concorsuale, quindi dall'indizione all'espletamento. Chiusa la procedura concorsuale, assegniamo le diverse appunto graduatorie alle aziende che partecipano alla procedura. Il numero dei posti per quanto riguarda che consente Azienda Zero di avviare la procedura può essere anche uno. Importante che ci sia solamente il posto a concorso. Dopodiché la singola azienda provvede allo scorrimento della graduatoria. Perché ho visto anche per delle noi critiche. pubblici lo scorrimento di graduatoria è un concetto... L'utilizzo della graduatoria. Vuol dire che la graduatoria resta aperta e man mano si va a pescare. L'utilizzo della graduatoria. Al di là di quello che assegni subito, rimane una graduatoria. Per quanti anni rimane la graduatoria? Rimane la graduatoria per 3 anni Per di 3 anni. validità. Cioè, tu per 3 anni vai a scegliere fra quei 2.002 e qualcosa, insomma, quelli che passeranno l'esame. Perché spesso questa è una domanda, io ho visto anche degli articoli, 159 posti solamente rispetto alla carenza che c'è. No, nel senso che una volta praticamente ceduta la graduatoria, una volta quindi chiuse le procedure, si praticamente appunto mette a disposizione delle singole aziende la graduatoria e l'azienda quindi dispone di quella graduatoria e procede all'utilizzo della stessa secondo i propri necessità di organico. Facciamo un titolo, è un serbatoio di assunzioni possibili man mano Sì. che le aziende ne hanno bisogno. Ecco, anche su questo, io che ho i numeri, quindi magari posso darvi anche una risposta. Allora, è sempre stato garantito negli ultimi anni il turnover per quanto riguarda il personale sanitario. Ok, cosa significa? Che è sempre stata garantita la copertura di chi cessa con le nuove assunzioni per personale sanitario e per il personale tecnico, quindi il GHIOS, che è di supporto al personale sanitario. Questo lo posso garantire. Se posso tornare agli infermieri, volevo dirvi però un'altra cosa. Allora, il bando del concorso di cui citavo prima degli infermieri è scaduto il 22 di ottobre. Questo non ci consentiva di poter intercettare tra i partecipanti i nuovi laureati delle università di Padova e di Verona. E questo per noi rappresentava un problema non di poco conto, perché da un lato avevamo necessità di mettere a disposizione le graduatorie alle aziende sanitarie, dall'altro lato però c'erano le università, le sessioni di laurea previste appunto per fine novembre e i primi di dicembre. Ecco allora che siamo partiti con un ulteriore concorso per infermieri, indetto questa volta da Azienda Zero per posti che Azienda Zero metterà con propria graduatoria a disposizione di tutte le aziende sanitarie. Ho firmato la delibera la settimana scorsa ed è in pubblicazione il bando. Per quanti posti? In questo caso io ho messo un posto proprio secondo la logica che si diceva prima, quindi io mi metto a disposizione il sistema, una graduatoria, e allora il posto è l'unità ti consente di procedere, di espletare appunto la procedura. Dopodiché la graduatoria valida nel triennio è sicuramente utilizzabile tutta. E questo è il punto che io volevo
su cui volevo focalizzarmi. Quindi, come Scusa, azienda zero, il titolo non è che c'è un posto, il no, titolo è che ci saranno centinaia di ragazzi nella ma graduatoria che perché? per 3 anni saranno a Perché bisogna fare disposizione. il distinguo fra quello che è, capisco che la materia è tecnica e non è semplice, il distinguo fra il vincitore di un concorso e gli idonei in graduatoria. Il vincitore è uno, gli idonei sono gli altri, i rimanenti avuti in graduatoria, quindi tu la graduatoria la utilizzi nel triennio. Io non so, guardi, io non so lei che informazione abbia, però io sono anche componente CRITE, quindi come commissione regionale, eccetera, si autorizza tutto il turnover degli infermieri. Quindi no, io non so se ci siano problemi in realtà, eccetera, se siano magari determinati da assenze temporanee per maternità, per malattie, eccetera, però Io avrei quindi una cerchiamo di domanda. rispondere sempre alle esigenze per... Effettivamente c'è il microfono. Mi dica. Cioè, i sindacati a Padova ci hanno fatto questo caso simbolo dei pannoloni, degli infermieri, e noi siamo costantemente bombardati dai sindacati di categoria sulla mancanza di personale. I Per cui sindacati risponderanno praticamente delle affermazioni che fanno. Io ragiono con i numeri davanti e conosco l'attività che svolgiamo noi, mi spiace, quindi io non so a lei cosa si riferisca, perché sa... No, c'è stata, come Marco Boni diceva, c'è stata proprio, il riferimento è ai turni massacranti che in molte aziende ospedaliere il personale è Guardate, questa costretto è a un'altra sostenere. partita. Allora, questa è un'altra partita nel Non senso era, che... cioè dottoressa, non era una battuta di spirito, diceva, No, alcuni no, infermieri dico... dicevano, lavorando nelle infettive, con quegli scafandri addosso, con malati che non possiamo perdere di vista un minuto, a volte per espletare dei bisogni fisiologici usiamo i pannoloni, non era una battuta No, o non un modo di avevo... dire, No, era no. una situazione grave. questo Allora, tanto che lo conoscesse, perché è stato Però tema di questo, dibattito di questo. d'accordo, però... questo è un tema organizzativo, lei fa le assunzioni. Cioè, io Ma seguo l'aspetto... Allora, se mi permette, io volevo farle una domanda, mi perché dica. lei prima ci ha detto che quanti sono? 4.900 e qualcosa, hanno declinato l'offerta di... Cioè, proviamo a dirlo in termini piani, perché lei è una tecnica, una specialista, per lei è tutto scontato, Certo, per quello per dico noi che la molto mia meno. materia è altamente specialistica. Diciamo che oltre 4.900 candidati, immagino medici, infermieri e OS, hanno declinato l'incarico perché non volevano lavorare in ambito Covid, è corretto? Sì, perché allora ha presentato domanda, adesso vi faccio l'esempio per capirci. Il chirurgo ha avuto presente domanda per un carico libero professionale teso però a far fronte a avuto la situazione emergenziale Covid, ok? Il chirurgo chiede di essere assegnato solamente a attività non Covid, quindi questo è il vero problema. Oppure l'infermiere che chiede di non essere avuto assegnato in attività Covid, in area critica, eccetera. Capite il ragionamento? Quindi questo determina grosse difficoltà da parte nostra. Certo, lo immagino, ma mi faccia capire. C'è un particolare che mi sfugge. Prego. Nel momento in cui voi avete messo a concorso, a bando questi incarichi, chi partecipa ha espresso la sua indisponibilità a lavorare in ambito Covid? In che modo? Allora, in che modo? Allora, viene indetto l'avviso. Rispetto all'avviso, ogni mattina noi estrapoliamo tutte le domande pervenute, inviamo i curricula alle singole aziende sanitarie, ovviamente a quelle scelte sulla base dell'opzione da parte del candidato. Le aziende sanitarie contattano il professionista, ok? Ok. Quindi stipuleranno il contratto libero professionale nel caso in cui il professionista ovviamente accetti o meno. Dopodiché abbiamo fatto anche con tutti i colleghi direttori generali, giusto ieri è terminato anche il monitoraggio dell'andamento di queste assunzioni, proprio per capire le motivazioni, per cui alcune non sono andate a buon fine, ed erano motivazioni prevalentemente legate all'area di assegnazione, motivazioni legate a personale proveniente da altre regioni
che aveva proprio difficoltà nel spostarsi, oppure praticamente personale che nel frattempo ci ha ripensato o per motivi familiari, personali, eccetera, e quindi Questa indisponibilità risulta più marcata tra medici, infermieri, OSS, se ne ha conoscenza, insomma. guardi, O è trasversale? delle varie figure, sì, delle varie figure, diciamo, sì, ovviamente figure assistenziali. Dottoressa, volevo farle questa domanda, se Prego. può rispondere. Detto questo, che limiti di spesa ci sono poi nelle assunzioni? Ecco, anche su questo, per quanto riguarda le assunzioni straordinarie per Covid, ci sono dei finanziamenti ministeriali ad hoc e non rientrano nei limiti di spesa. No, che non rientrano assolutamente nei limiti di spesa. E tutto il tema delle infermieri e degli delle RSA, perché ci è stato spiegato più volte dall'assessore Lanzanin che c'è questo problema dei vasi comunicanti, per cui molti infermieri e OSS delle case di riposo partecipano a questi bandi per una condizione evidentemente migliorativa Dal punto di vista contrattuale. del professionista all'interno dell'ambito ospedaliero. Quindi c'è questo tipo di travaso. Il personale delle RSA non afferisce ad azienda, voi non c'entrate nulla per il reclutamento di quel personale lì? No, non c'entriamo nulla. Ogni RSA si segue il suo percorso di reclutamento. Sono enti autonomi, coloro con propria personalità giuridica distinti rispetto a noi come sanità. Azienda zero è un'azienda sanitaria. Certo, cerchiamo di garantire la massima collaborazione con la RSA, come ben sapete, c'è stata anche una recente delibera di giunta che prevede anche l'assegnazione funzionale di personale della sanità per sopperire, per appunto ricorrere in supporto alla effettiva appunto difficoltà dell'RSA. Ma allora tutti temi che so che avete faccio una già... domanda proprio da ignorante Prego, della prego. materia, cioè siccome è evidente che se abbiamo lo stesso professionista con due contratti diversi, ma perché il personale dell'RSA non viene fornito comunque dal sistema sanitario regionale? Non capisco questo, perché sono due canali distinti. Cioè gli infermieri dell'RSA perché non hanno lo stesso trattamento, lo stesso contratto, Guardi, lo stesso sistema di reclutamento dell'ospedale? Ti spiego subito. Sono contratti collettivi nazionali di lavoro distinti, diversi, per aree e per comparti diversi. Qui c'è anche l'avvocato Botteon che mi può essere di supporto dal punto di vista giuridico. Però... Due canali, cioè sì, esatto. Sono due famiglie. Diverso. Giuridicamente, contrattualmente, organizzativamente sono tutte cose diverse. Cioè Sì. non possono essere sovrapposte proprio, non c'entra niente. Sì. Sono proprio comparti distinti, diversi. Sì. Dal punto di vista contrattuale. Siamo quindi in attesa... Spero, scusate per i numeri, per la confusione chiarissima. iniziale. Perché non... Restiamo in attesa della promessa di un tabellino riepilogativo. Sì, un tabellino riepilogativo Grazie. semplice, ce l'ho. Grazie, quindi... dottore. Dopo siamo ovviamente a disposizione e colgo l'occasione di questa anche conferenza stampa per fare l'appello, ne parlavo anche prima col Presidente, in modo tale che se ci sono professionisti che praticamente sono disponibili a lavorare a punto di sanità, si mettano in comunicazione con noi in Azienda Zero e abbiamo tutto quanto nel sito, siamo ovviamente disponibili ufficio concorsi, però nel sito Azienda Zero concorsi e avvisi trovano tutte le informazioni del caso. Marchiori un secondo, poi chiudiamo. Sì, velocemente, dottoressa, buongiorno. Mi scusi, una domanda che mi è arrivata proprio in corso d'opera da un telespettatore, un medico padovano in pensione, che chiede se c'è un limite massimo di età per poter dare una mano e eventualmente come poter fare. Che si mette in comunicazione con noi. Va bene, tramite Azienda Zero. Azienda Zero, sì. Perfetto, grazie. Speriamo che possa essere stata utile anche per questo la conferenza stampa. Grazie direttore. Grazie, veramente grazie. E adesso purtroppo per te, Botteo, tocca prendere posto. Sarà durissima. Allora,
In questo caso nessuna presentazione, si va dritti alle domande. Ho già qui alle spalle Federive, Emiliano, Marchiori, Giacomuzzo, Bonet, Tosato, sono tutti schierati, via. Grazie, buongiorno avvocato. A grande Buongiorno. richiesta del popolo delle due ruote. Scusate, una premessa. Prego. Domande, siccome vedo che sarà una marea, domande sintetiche, risposte possibilmente, avvocato, Chilometriche. meno giuridiche e Già- meno siamo già in chilometriche bicicletta, possibili. quindi chilometri di bicicletta. Cercherò di essere rapida. Di risposta. La formulazione relativa alle deroghe, cioè il divieto generale alle 14, dal 19 dicembre al 6 gennaio non ci si sposta tra comuni. Poi ci sono le deroghe, come sappiamo, per stato di necessità, per lavoro, per salute, per studio, e si aggiunge anche per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sì. Mi viene chiesto se qui rientrano attività che non sono sospese perché appunto ammesse da DPCM, quindi da norme di rango superiore, come ad esempio la pratica sportiva, per esempio i giri in bicicletta oltre il confine comunale, oppure, non so, gli allenamenti di calcio giovanile per cui la famiglia ha già pagato la retta alla squadra di calcio e con linee guida viene ammessa lo svolgimento di questa pratica, ma il campo da calcio è fuori dal comune di residenza del ragazzino. Ecco, con quella formulazione rientra l'attività sportiva? Grazie. Beh, ecco, interessanti due esempi. Mi permetto di rispondere in prima battuta dicendo che per quanto riguarda l'attività ciclistica, siccome questa si svolge naturalmente su qualsiasi strada, manca il secondo requisito della non disponibilità nel comune di residenza. Quando uno abita da qualche parte, una strada ce l'ha e normalmente è sufficiente, congiunta a tutte le altre, a consentire la pratica del ciclismo, quantomeno quello ordinario su strada e al di fuori dalle palestre, che è un'attività di esercitazione diversa. Invece l'attività che si svolge in impianti che sono localizzati in determinati luoghi, mi riferisco all'esempio che lei faceva, presenta quei due requisiti, può presentare quei due requisiti, cioè il requisito della non sospensione in base alla normativa del DPCM, che peraltro sull'attività sportiva pone delle limitazioni, no? Sappiamo soprattutto quella al chiuso, ma comunque in generale ci sono delle limitazioni che sono legate alla natura, diciamo sinteticamente agonistica della pratica sportiva, e il secondo requisito è la non disponibilità nel comune di residenza. Quindi se uno ha l'abbonamento o è iscritto, deve giocare per una squadra che si trova in un comune diverso, svolge quell'attività che è esonerata dal divieto di transito oltre comune. Quindi traduco e mi taccio: i ciclisti amatoriali devono girare in bicicletta all'interno del loro comune perché una strada la troveranno sempre, Esatto. mentre i praticanti attività in impianti che non stanno nel loro comune possono in deroga Esatto. andarci. Grazie. Se però svolgono un'attività tipo il tennis, in cui, non so, immagino, possono anche praticare l'attività nel proprio comune, vale il discorso del ciclismo, insomma. Ecco, preciso perché quella è una locuzione che ha attirato, diciamo, ha suscitato le perplessità e è risultata abbastanza complessa, no? E ha determinato diversi quesiti. È stata imprudentemente, ma a mio avviso anche appropriatamente dal punto di vista del risultato, trascritta dalla disciplina delle zone arancioni contenuta nel DPCM. È proprio la locuzione usata là. È una formula diciamo ampia di considerazione appunto di queste ipotesi molto varie di attività che sono non sospese rispetto a, come giustamente diceva lei, alla normativa Covid. Quindi sono tutte quelle attività che quella normativa lì consente, in particolare il DPCM consente, tutte le lettere, dobbiamo guardare alle lettere del comma 10, ecco, dell'articolo 1, fa tutto l'elencone delle cose che si possono fare e di quelle che non si possono fare, tipo svolgimento di attività nelle palestre, ecco, quella è un'attività sospesa e quindi non si può di certo andare a farla fuori comune.
e neanche nel proprio comune. Insomma. Quindi ci si riferisce al regime delle zone arancione. Insomma. Emiliano. Avvocato, buongiorno. Le chiedo, Buongiorno. alcuni supermercati sono organizzati con la prenotazione e l'acquisto online della spesa, ma la consegna stile drive-in. Sarà permesso recarsi oltre il confine comunale dopo le 14 per il ritiro della spesa? Ma allora ci si riferisce, diciamo, all'asporto operato dal cliente. L'indicazione sarebbe quella di non ammetterlo, perché è uno spostamento del singolo, che tra l'altro potrebbe anche eventualmente, al di là del fatto che più o meno ci si mantenga all'interno del mezzo di trasporto, determinare un'aggregazione. Sicuramente se un supermercato è disponibile nel comune di residenza, non c'è neanche la giustificazione della trasferta oltre comune. Quindi, ricapitolando, il trasferimento da parte del cliente per l'asporto non è di per sé un elemento che consenta il superamento del comune. Bisogna che ricorra alla condizione della impossibilità di soddisfare le esigenze per cui si fa l'asporto nel proprio comune. E comunque fino e comunque fino alle 14 può andarsi a ritirare la spesa, Certo. anche fuori Sì. comune. No, però capite che per ovviare insomma la magari grande lista di consegne, poi magari superi quella fascia oraria. Ci va il giorno dopo. Quindi comunque no. un no. Ma cioè, diciamo che il no, se pensiamo a comuni, diciamo, ecco, viene più semplice immaginare quell'area là di montagna in cui questa è l'unica soluzione per l'approvvigionamento. È ovvio che si può fare, perché c'è necessità e non c'è disponibilità nel comune. Mentre in un comune qualsiasi. Nel no. comune in cui c'è un'ampia offerta, soprattutto di alimentari, come ovviamente è assicurato sia da questa ordinanza che dal DPCM, non c'è il presupposto della necessità, che comunque è legata a uno spostamento che è derogatorio. Ecco, l'ordinanza, diciamo che è bene nell'articolo 1 fissare che non regola in nessun modo l'attività né commerciale né di servizio, regola solo gli spostamenti delle persone, quindi gli esercizi rimangono aperti secondo le regole. No, capisco, che avvocato, valgono. era solo una formula comunque per evitare gli assembramenti, furba forse, insomma, la formula del drive-in come viene utilizzata proprio per i tamponi, ad esempio in ambito sanitario. Però grazie della risposta. Marchiori. Possono anche provocarli comunque. Si possono anche provocare l'afflusso, no? Sì, buongiorno avvocato. Ho alcune domande che mi arrivano da molti telespettatori e anche molti ristoratori commercianti. Sintetizzo al massimo. Allora, la questione asporto domicilio di un ristorante, una pizzeria, per quanto riguarda l'uscita dal comune. Allora, mettiamo che io voglio andare a prendere la pizza fuori dal mio comune alle 20. Posso? Il cliente si trova appunto nelle condizioni di cui si parlava prima. Se ha una pizzeria per asporto o non per asporto nel comune di residenza, non si trova nelle condizioni che giustificano il trasferimento. Il domicilio, e cioè l'operazione opposta, e cioè Sì. il produttore del bene o del servizio che si muove verso il singolo, no? Svolge un'attività lavorativa e quindi si può muovere addirittura sì, le attività di ristorazione sono aperte fino alle 22, Sì. ecco. Quindi la direzione è rilevante ai fini della giustificazione del passaggio tra confini comunali. Il domicilio, cioè lo spostamento dell'operatore verso il cliente, è un'attività lavorativa, quindi sempre ammessa. Al contrario, incorre in quelle restrizioni di cui si diceva prima. Bene, poi ho questa Il cliente questione. non ci va. Sì.
può il... però ordinarla e il pizzaiolo gliela può Sì, portare sì, sì. a casa. Tanto per Esatto, essere... Perfetto. Cioè le stesse due persone, esatto, possono muoversi solo in una direzione. Ok. Altra domanda, questa c'è stata sollevata da più di qualche telespettatore. Allora, perché se io vado al ristorante o dalla parrucchiera e sono fuori orario, cioè fuori, cioè oltre le 14, ma ho lo scontrino che dimostra che ero stata al ristorante o dal parrucchiere, va bene, ma se un figlio va a mangiare dai genitori non può rientrare dopo le 14, cioè dicono se ho lo scontrino del ristorante allora posso rientrare dopo le 14, se invece deve venire a mangiare mio figlio da me deve rientrare in tempo, dice non è corretto. Mi sono spiegata bene? Può darsi che si sia, no, mi pare che ci sia spiegata bene, vediamo se ho capito bene io, allora se può essere utile. Io citerei quella previsione espressa che è posta proprio nella prima parte o anzi nella seconda parte del primo capoverso, cos'è l'articolo dell'ordinanza, per cui il rientro presso la propria abitazione è sempre ammesso. Quindi mi permetto di dire che di per sé non è vero che sia obbligatorio il rientro entro le 14, non c'è scritto questo. Ok, C'è quindi... scritto che è lo spostamento, diciamo, all'esterno del comune di dimora o di residenza che è soggetto a quelle limitazioni funzionali, cioè deve avvenire per un certo motivo. Per esempio, ecco, se uno vuole andare a mangiare alle, diciamo, 14:05 dalla mamma, ha 5 minuti di sforamento, ma una volta che è andato all'una, a mezzogiorno e mezzo, quando vuole, in altro comune a mangiare dove ritiene, può o deve o può rientrare. Diciamo, la filosofia è ovviamente quella del contenimento dei tempi di rientro, ma non è illegittimo ritornare, ripartire con la macchina alle 14:10. Ok, quindi sintetizzando, se io figlio abito a Venezia e voglio andare a trovare i genitori a Padova, parto a mezzogiorno, però posso rientrare a casa mia anche alle 16? Ma allora, alle 16 non risponde alla filosofia, nel senso che non so che pranzo si siano abituati a fare a Padova, però normalmente, ecco, se è il pranzo, non è normale, ecco, che si sviluppi all'arco di tempo. La filosofia è che il rientro rispetto a attività legittime è possibile. L'abbiamo scritto perché, no? Su questo c'è un problema anche nel DPCM. Le causali specifiche che determinano una deroga a delle limitazioni, come quella per esempio dalle 22 che è fissata dal DPCM, dalle 22 alle 5, no? Valgono per una andata, cioè l'attività lavorativa che giustifica l'uscita alle 23, no? Determina un'uscita dalla propria abitazione verso il luogo di lavoro. Il rientro non è dettato da esigenze lavorative. Ecco. Allora, sviluppando queste indicazioni che sono contenute nel DPCM, abbiamo cercato di far capire che il rientro da attività legittime, no, e giustificate, svolte eventualmente anche in deroga all'orario, è sempre giustificato. L'importante è far vedere che si svolgeva un'attività legittima. Allora, un rientro cioè effettuato alle 16, che dovrebbe essere giustificato per il fatto di essere andati semplicemente a svolgere un'attività di visita o con tutti gli accessori, non risponde a quella filosofia là. Invece il rientro, che anche rispetto a una visita si svolga ragionevolmente nei termini necessari per essere compiuto, quindi le 2, 2:15, 2:30, 3, allora quello ha un senso. Ok, ultimissima domanda, la questione seconda casa. Sì. Allora, gli spostamenti verso la seconda casa, naturalmente all'interno della regione, sono sempre permessi a prescindere dall'orario delle 14? Sì, sì. Ecco, sì, perché diciamo questo
deriva dal fatto che soprattutto in questo periodo ci sono viaggi anche prolungati, no? Stiamo parlando solo del Veneto, non dell'arrivo da altre regioni, perché quella è una mobilità interregionale che è regolata dal DPCM. Sì, no, interno anche regione. all'interno della regione ci possono volere ore, di certo non una giornata intera per arrivare in certi luoghi di montagna, anche se con le strade interrotte, parlo per esempio della Val Zoldana, ci sono dei tempi molto più prolungati, ecco. Allora, il raggiungimento della seconda casa tiene conto del fatto che in questo periodo è particolarmente frequente e che di per sé non comporta un assembramento in quanto tale, cioè il raggiungimento pure semplice della propria abitazione di villeggiatura, si intendeva quella ovviamente come ipotesi ordinaria, determina semplicemente lo spostamento e non un'aggregazione nella piazza, che può essere anche la conseguenza successiva, ma quella viene regolata Certo. dalla norma sull'affollamento. Insomma. Perfetto, Quindi grazie è sempre mille. possibile. Una volta Ecco, che sei a Taranto non ti muovi da lì. Ma non ci si può spostare di regione in regione qui, Bravo. Comunque, Grazie ecco, mille. sì, quello che vale ovviamente per le seconde case vale, lo diremo anche magari in un chiarimento, per in generale le residenze di villeggiatura, quindi anche Ok. albergo. Insomma. Perfetto, grazie mille. Giacomuzzo? Buongiorno. Era per chiedere due cose, una in particolare sulla questione del rientro da attività legittima. Allora, il pranzo a casa dei genitori, se rientro alle 7, non No. va bene. Ma se il genitore ha bisogno di accudimento, quello sì, il rientro alle 7 Certo. è legittimato. Sì, Ok. l'abbiamo anche scritto, ecco, in precedenti FAQ che comunque tengono conto di del problema della necessità riferita alla non solo non autosufficienza in senso formale e quindi certificata, ma anche a quelle condizioni di difficoltà che sono intermedie, che comunque possono provocare l'esigenza di una collaborazione tra una persona appunto in queste condizioni e un altro soggetto che ha un rapporto particolare, quindi parenti o soggetti che comunque hanno un legame. Altra cosa, se nel mio comune non esiste una determinata attività, può essere il negozio monomarca oppure il supermercato di quella marca, ma pensiamo prima al negozio monomarca, sono autorizzata ad andare fuori dal comune anche se, non so, parlo di abbigliamento, il negozio di abbigliamento c'è, però di quella particolare marca no. Allora io sinceramente, più dal punto di vista della filosofia, direi di no, insomma, ecco. Uno vuole intimissimi per forza. Sì, stiamo... No, allora, si fa pubblicità. ecco, vabbè, ma ecco, sì, direi che non viene soddisfatta un'esigenza proprio di estrema rilevanza pubblica, collettiva, ecco. Teniamo conto del fatto che si tratta di una limitazione non paragonabile a quella che simile c'era mesi fa, no? Per cui era tutto chiuso, ecco. E quindi lì ecco, no, però restando qua in comune possiamo... siccome come mi ricorda Bonnet correttamente sono le 14:10, per adeguarci alla nuova normativa, sì. noi chiudiamo qua e Via oggi che vi manderemo una 400 ricca messe euro. di chiarimenti, quelli che riteniamo più importanti. Se uno vuole le mutande di una certa marca, non... Congiunti? Niente sui congiunti.